una sorpresa, un grande esperto di sanità qui per voi, Leonardo Padrin. Un gradito ospite, grande esperto di sanità, ora un libero cittadino, imprenditore, che però conosce bene il meccanismo della sanità. Il dottor Leonardo Padrin, grazie di essere qui. Leonardo, sei un cittadino che ancora in politica ha qualcosa da dire, anche se non hai più voluto fare mandati in politica regionale, per dare un esempio. Tu hai sempre detto che dopo un numero tot di mandati avresti finito. Ora hai un nuovo incarico, sei un coordinatore regionale di un nuovo partito che si chiama Conservatori e Riformisti, che si ispira all'idea della politica di Cameron, il primo ministro inglese. E sei un cittadino che vivi la politica e il modo di vivere dei nostri tempi, conoscendo dall'interno bene che cosa ha animato la politica e che cosa ha prodotto. Da cittadino, ora, come vedi il Servizio Sanitario Nazionale che è stato e quello che sarà? Che impressione ti dà? Beh, intanto due premesse brevissime. Primo, io ho fatto una scelta perché ritengo che fare 10 anni in Regione sia un tempo esaustivo dell'entusiasmo e delle capacità di una persona, per cui la mia proposta di legge, che non è stata approvata, era che un consigliere regionale dopo 10 anni di mandato non potesse più immediatamente ricandidarsi. La scelta che ho fatto di accettare l'invito di Raffaele Fitto per il coordinamento regionale dei conservatori e riformisti è una scelta che è su questa linea, perché è un incarico che io svolgo in assoluta libertà e gratuità, quindi ricercando quell'entusiasmo che anima un cittadino, fra virgolette, qualunque, ma non certo in modo dispregiativo qualunque. Sulla sanità, quello che io ho incontrato, ma alla quale ero attento anche prima, in questi ormai 10 mesi, da quando non ho più incarichi istituzionali, è che se da un lato la sanità è in grado di toccare delle grandi eccellenze in Veneto, eccellenze uniche a volte anche in tutta Italia, dall'altro rischiamo di inginocchiarci di fronte a una cateratta che è un intervento assolutamente banale, rispetto al quale abbiamo medici molto bravi, ma dove c'è una lista d'attesa di quasi un anno. Allora il nostro sistema va resettato, nel senso che va rispettata l'altissima eccellenza che è presente, ma sui servizi anche i più minuti, ma che comunque provocano un grave disagio al cittadino, va rivista l'organizzazione, perché altrimenti rischiamo di avere dei picchi molto alti e di non dare risposte a bisogni molto diffusi e molto paradossalmente semplici. Quindi vanno fatte delle modifiche, vanno prese delle decisioni. Diciamo che con un po' di amor proprio, io dico, se si applica il piano sociosanitario approvato qualche anno fa, dovremmo avere in Veneto degli ospedali monospecialistici che sono in grado di dare una risposta compiuta a dei bisogni che sono semplici dal punto di vista sanitario, ma sono importanti e a volte tremendi per i cittadini che abbisognano di questi servizi. In questo momento la sanità sta vivendo una delle tante trasformazioni che il cittadino vede da osservatore. Ha visto per esempio che le ULSS spariscono e sono diventate aziende sanitarie a carattere provinciale. Sì, non è proprio così, perché ci sono alcune realtà nelle quali si è mantenuto più ULSS in un unico territorio, ma questa è una scelta secondo me opportuna
potremmo discutere sui dettagli, però se la valutazione è complessiva diciamo che è una scelta positiva. La scelta però conseguente a questa è quella di o chiudere o riclassificare tutta una serie di ospedali che sono in più, perché questo significa che dei soldi che potrebbero essere ben utilizzati vengono invece spesi per mantenere dei doppioni. Dobbiamo partire dal presupposto che non la Regione Veneto, lo Stato italiano, Tizio o Caio, ma le società scientifiche, quindi condivise a livello planetario, certificano che un ospedale per acuti, cioè un ospedale che è in grado di offrire le principali specialità in modo qualificato, copre un territorio che è fatto di almeno 300.000 abitanti. Quindi se noi facciamo un calcolo molto semplice e diciamo che nel Veneto siamo 5 milioni di abitanti e lo dividiamo per non 300, non 400, non 500.000 abitanti, ma 250.000 abitanti, significa che nel nostro Veneto basterebbero evidentemente 20 ospedali per acuti più le 2 aziende ospedaliere più lo IOV. Mi sembra che ne abbiamo qualcuno in più. Piuttosto tanti in più. Però ci sarà un momento in cui bisogna ragionare, nel quale non potremo più permetterci di avere dei doppioni. Secondo me le scelte importanti che vanno fatte a livello di programmazione sono appunto queste, a meno che la politica non sia quella di dire aspettiamo che ce lo imponga lo Stato, in questo modo noi ci puliamo la coscienza e non solo di ogni responsabilità. Però questi dati, questa classificazione territoriale e ospedaliera è un qualcosa che le società scientifiche affermano da almeno 7-8 anni. Allora, nella tua esperienza la politica ha già preso atto di queste istruzioni, di queste indicazioni. Ecco, durante i governi di cui hai partecipato, nella stesura di quel piano sociosanitario erano state date delle linee. Adesso si sta andando avanti in questa direzione o gli interessi di bottega o del sindaco e della comunità tale e tal'altra ha bloccato questa trasformazione, questa semplificazione? Io credo che la politica non debba inseguire le paure dei cittadini, ma debba dare delle risposte di sistema, cioè debba dire oggi quale sarà il futuro. E non può essere che la politica è più indietro rispetto ai cittadini. Per cui se ci sono delle scelte difficili da spiegare, come la chiusura degli ospedali, bisogna che la politica sia capace al proprio interno di stringere un patto per il bene del territorio, a prescindere dalla collocazione politica in maggioranza o in minoranza, e spiegare ai cittadini che se vogliono essere curati quando saranno vecchi, oppure essere curati quando i bambini saranno adulti, bisogna centralizzare alcune funzioni e diffondere nel territorio un'azione di prevenzione anche culturale vera. Con tutti i tagli però che il governo centrale sta facendo a certe prestazioni, mi pare che poi la prevenzione potrebbe venire a mancare. Diciamo che anche qua i tagli che sta facendo il governo hanno una loro logica, ma partono dal presupposto che di quello che si poteva fare hanno abusato sia le strutture sanitarie che i cittadini. Cioè il medico deve avere l'autorevolezza di dire a un proprio paziente in questo caso è necessaria una risonanza magnetica, un TAC, un esame complesso, oppure assumersi la responsabilità di dire quello che tu chiedi non ha senso perché io che ho la capacità tecnica e scientifica ti dico che quell'esame non serve.
Però se si instaura un meccanismo per cui il cittadino dice ma se tu non mi fai fare la risonanza magnetica, se un domani io ho un problema ti denuncio, cioè, diventa una forma di ricatto alla quale non è difficile cedere, specialmente se si è professionalmente fragili e come cittadini si è volgarmente intransigenti. Cosa sta succedendo adesso nella trasformazione? Tu mi dici, e mi hai sempre detto, io non ho dubbi, che l'attuale tecnico incaricato della programmazione sanitaria regionale è un uomo di grande capacità e che sa fare le scelte al di fuori delle fedi politiche dei singoli tecnici, perché sceglie i tecnici giusti, mi dicono. Però in questo momento ha più di un incarico, però anche nel frattempo. Ecco, cosa succederà? Perché c'è questa nuova divisione con questa, non ti chiedo di esporti politicamente perché l'accordo è che tu mi dai delle linee da cittadino, non da politico, ma da conoscitore. Queste aziende che si fanno un po' la guerra all'interno della stessa provincia per avere delle dotazioni strumentali, eccetera, adesso con un nuovo direttore generale unico, miglioreranno le cose? Diciamo che il fatto di fare un'azienda a ogni milione di abitanti, un po' meno nelle due province, chiamiamoli minori come numero di abitanti, cioè Rovigo e Belluno, ci dovrebbe essere un'ulteriore semplificazione. Certamente se la mentalità è quella di dire che ogni area geografica ha un ospedale tuttologo, si creeranno non solo conflitti, ma soprattutto si pagheranno delle persone per non essere utilizzate a tempo pieno, ma solo parzialmente. Per cui quello che i cittadini hanno ben compreso e la politica un po' meno, è che se per un intervento chirurgico siamo tutti disposti a fare molti chilometri, è anche vero che per essere curati, ed è il caso della popolazione anziana, di malattie croniche che vengono tenute sotto controllo da strutture territoriali, giustamente le vorremmo vicine a casa. Quindi la logica deve essere meno ospedali, più strutture in grado di dare tutti quei servizi che non necessitano di ospedale. Mantoan è un uomo, secondo me, molto capace e, come dire, essendo molto determinato nelle convinzioni tecniche che ha, spesso ci sono dei conflitti, ma vorrei rassicurare i suoi nemici che i conflitti sono di tipo generalistico, non hanno degli obiettivi settoriali o personali, però ripeto, il rispetto che ci vuole per qualcuno che crede molto in quello che fa, ecco. Poi tutti siamo umani chiaramente, ma sicuramente è competente, capace e trasparente. E questa è una cosa che ci conforta. Una cosa, il piano nascite, come è stato fatto per le cardiochirurgie e le neurochirurgie, si sono stabiliti i punti dove devono essere. Quando mai si riuscirà finalmente a fare dei punti nascita efficaci, efficienti e messi nei posti giusti e non così diffusi? Messi nei posti giusti, traduciamolo per chi ci ascolta, significa chiudere quei punti nascita che fanno meno di 500 parti. All'anno. La regola sarebbe 1000, ma ci sono delle dinamiche un po' particolari. Se noi prendiamo un dato oggettivo ci accorgiamo che ci sono realtà di cui non facciamo il nome, tipo Pieve di Cadore, che non ha nessun senso che esista un punto nascita. Sarebbe molto più sicuro e molto più conveniente per le partorienti essere portate in elicottero, se il tempo non lo permette, o in ambulanza, in un ospedale che sia in grado di offrire alla partoriente e al nascituro tutte quelle garanzie di salute che ha qualcuno che abita a Padova, a Vicenza, a Treviso, a Venezia. Con equipe che hanno sviluppato delle esperienze e delle dinamiche scientifiche molto elevate. Non solo un'equipe specifica, ma con equipe multidisciplinari, per cui qualsiasi problema ci sia, tu lo sai bene, primario di anestesia e rianimazione, voglio dire, un'equipe qualificata è in grado di salvare la vita a tutti. Mentre un bravissimo medico che sa far nascere bene una persona
si limita, una donna, si limita evidentemente a quell'aspetto della sua professionalità, che è pure importante, che è il presupposto, ma che non ha le caratteristiche per rispondere a delle eventuali complicazioni che richiederebbero specifiche professionalità, che evidentemente in questi punti nascita non ci sono. Se tu fossi, per puro caso, in questo momento colui che decide della organizzazione sanitaria, della politica sanitaria di una vasta area come quella della nostra regione, cosa faresti tu per diminuire le liste di attesa delle diagnostiche? C'è una scelta che è fondamentale e dirimente, e cioè noi dobbiamo distinguere l'urgenza e l'emergenza dagli interventi programmati. Perché? Perché bisogna pensare a delle strutture che per mestiere facciano esclusivamente gli interventi programmati. Perché se noi riusciamo a canalizzare gli interventi programmati da qualche parte, significa che noi solleviamo tutte le strutture ospedaliere da cose, da funzioni e da servizi che invece devono rispondere a delle esigenze più immediate. Le liste d'attesa sono esigenze più immediate, mentre un intervento chirurgico, se è programmabile, io lo posso fare a 20 km da casa, a 5 e a 50, non mi cambia niente, perché lo so 2 mesi prima, 3 mesi prima, e non vado ad incidere in quella che è la quotidianità di un ospedale che invece deve rispondere a tutto. Con quale soddisfazione hai appreso che anche quest'anno lo IOV ha avuto alti riconoscimenti dal nostro Ministero della Ricerca Scientifica? Lo IOV è una bella struttura, è stata gestita bene, ha un cammino ancora lungo da fare. Certamente bisogna dire che oggi lo IOV a Padova, con il supporto delle eccellenze dell'azienda ospedaliera, è come dire, una macchina da corsa. Di questi tempi parlare di macchine si associa a aspetti negativi. Diciamo che è un puro sangue lanciato verso il successo. E con una buona direzione scientifica, perché hanno raggiunto dei bei traguardi. Direi che tutto lo staff è uno staff di qualità, sì, perché se anche ci fossero delle eccellenze, sì, ma non hanno la capacità di renderle evidenti al di fuori delle mura dello IOV, questo non porterebbe ai risultati, per cui secondo me è un lavoro d'equipe che è stato premiato. La sanità del Veneto si è avvalsa del grande esperienza, il grande know-how, ovviamente anche clinico, delle 2 università di Padova e Verona, che sono state effettivamente molto bene inserite nel sistema sanitario nazionale della regione. Queste 2 realtà sono trainanti e so che la regione è intervenuta e spero interverrà anche in futuro per migliorare la possibilità di dare alle specializzazioni, cioè ai giovani medici che devono specializzarsi, maggiore possibilità di accesso, perché adesso con il sistema unico del concorso ci salta fuori che il bravo medico laureato a Padova magari trova posto a Catania. Sì, c'è stata una truffa che ha fatto lo Stato ai danni della Regione Veneto nel 2014 rispetto all'assegnazione delle borse di studio per gli specializzanti, che adesso è al TAR e secondo me troverà legittima soddisfazione. Io metto in guardia i cittadini da una questione: le 2 università, le 2 aziende ospedaliere non sono in concorrenza, fanno sistema. E se noi seguiamo i ragionamenti di chi dice ma Padova vuole mangiare Verona, Verona approfitta, ecco, guardate, sono tutti soggetti, quelli che dicono queste cose, che vogliono strumentalizzare solitamente per fini politici il cittadino. Le 2 università sono ben equilibrate, non c'è concorrenza. In alcuni ambiti, voglio dire, dove ci sono competenze analoghe, è evidente che c'è il tentativo di primeggiare, ma non esiste che il sistema si possa permettere che una delle 2 università si indebolisca troppo. Per cui, come dire, Padova-Verona è la competizione? No. Diffidate di chi fa questo tipo di ragionamento, perché non lo fa in buona fede, o è ignorante
e se non lo è lo fa in malafede. Quindi le università sono centrali rispetto allo sviluppo della sanità veneta, non solo per le eccellenze che rimangono in università a continuare delle scuole prestigiose, ma direi col massimo del rispetto per questi, per tutti quelli che si formano in aree di eccellenza e poi vanno nel territorio in ospedali che non sono minori come qualità, hanno funzioni diverse e servono, ed è il verbo più adeguato, i bisogni dei cittadini più normali, lo metto fra virgolette. Allora io devo ringraziare Leonardo Padrin perché da esperto di cose sanitarie ci ha fatto un bel panorama della situazione, quella che è stata e quella che dovrebbe essere. Lo ringraziamo e poi gli facciamo anche molti grandi auguri perché da cittadino si sta di nuovo impegnando per creare un soggetto politico che possa di nuovo riformare e rilanciare il gusto del fare la politica nel nostro paese. Grazie ancora, grazie a Leonardo Padrin e grazie a voi per l'attenzione. Grazie. Alla prossima.